Benvenuti, continua il nostro itinerario alla scoperta dei borghi bandiera arancione del Touring Club italiano. Oggi vi portiamo in Umbria, a Montone, in provincia di Perugia. Il comune si trova a 482 metri sul livello del mare e conta circa 1600 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo la nostra passeggiata. A voi Montone! E con il sindaco Mirko Rinaldi andiamo a scoprire la bellezza del comune di Montone e qui abbiamo una veduta incredibile. Sì, benvenuti a Montone, innanzitutto un comune che si trova nell'alta valle del Tevere, in Alta Umbria, precisamente tra Umbertide e Città di Castello. Diciamo che siamo collegati molto bene con il resto della regione, con il resto d'Italia, perché il nostro comune viene attraversato dall'arteria principale dell'Umbria, che è la strada statale 3 bis e 45 a Orte Ravenna. Siamo vicini a Perugia, circa 40 km, anche dall'aeroporto internazionale dell'Umbria, vicino Gubbio, vicino Assisi, quindi vicino ai maggiori centri umbri. Guardando il panorama da qui già scorgiamo la storia perché ci sono tutti i castelli. Sì, l'origine di Montone infatti è un'origine che si fonda su 6 castelli. Capanneto, dove siamo proprio ora noi, che era diciamo il Castelvecchio, che poi è il castello che si è sviluppato e ha dato origine alla città di Montone. Questi castelli si sono formati dove c'erano queste fortezze bizantine, perché qui a Montone passava il corridoio bizantino nel tempo dei Longobardi. Poi nell'Ottocento diciamo si sono sviluppati questi castelli e ha dato origine a Montone. Abbiamo ancora le porte esistenti proprio di ingresso al paese perché è un castrum questo, sì, è una vera fortezza. Sì, sì, Castrum Montone, infatti si vede su tutti i documenti d'archivio. Come dicevo è nato da qui, poi si è allargato fino a giungere all'altro colle che è quello del Monte. Infatti ogni porta dà il nome ai 3 rioni di Montone: Porta del Borgo, Porta del Versiero e Porta del Monte. Nell'altra parte dove c'è anche Sant'Agnese, dove c'è la collegiata, abbiamo anche la vecchia Rocca. Sì, lì c'era la residenza dei Fortebracci, perché le famiglie nobili Fortebracci e Ioli avevano le residenze nel monte ed erano divisi diciamo dalla chiesa, dalla collegiata. Poi quando Braccio è andato contro il Papa, e il Papa ci ha demolito la Rocca e anche il suo palazzo, che era uno dei più belli d'Italia. Una piazza che è un vero salotto con questa torre dell'orologio. Sì, torre dell'orologio, anche questo ha la sua importanza, una torre alta 25 metri, suonava la campana per le adunanze del Consiglio Comunale fin dal circa 1200, perché già Montone aveva i suoi magistrati e quindi era un comune autonomo, e questo ne abbiamo traccia appunto anche dall'archivio storico nostro, che è un archivio molto importante. Pensate, il primo documento risale al 1216 ed è un accordo tra Montone e la città di Perugia, e su questa pergamena che abbiamo recentemente restaurato c'è il sigillo di Perugia, il primo sigillo dove è raffigurato il grifo, e poi abbiamo uno statuto trecentesco di Montone. Un centro storico, un borgo che è rimasto integro. Sì, è stato recentemente ristrutturato, qui si respira proprio quell'architettura del tempo, ma soprattutto anche il paesaggio che abbiamo intorno, perché abbiamo un bellissimo paesaggio da non sottovalutare. Proprio dove c'è Rocca d'Aries è stato dipinto anche da importanti pittori come Bertoli Giovanni, e quindi ecco, Montone comunque ha il suo fascino storico, architettonico, ma anche paesaggistico. Che cos'è Montone per lei?
Beh, Montone per me è la comunità, perché l'importanza di questa comunità è proprio essere uniti. Abbiamo un grosso tessuto sociale, associativo. Questo ci ha permesso anche di fare delle manifestazioni importanti. La festa più importante è la donazione a Santa Spina, quella storica, diciamo, che ci lega di più alle radici storiche di Montone, perché rappresenta Carlo Fortebracci, che era il figlio di Carlo, che sulle orme del padre combatté per la Repubblica di Venezia e, ricacciati i Mori dai confini veneti, ebbe in dono una spina che trafisse il capo di nostro Signore Gesù Cristo, che noi chiamiamo Santa Spina. Questo poi la donò al popolo montonese e ne decretò la festa il lunedì dell'Angelo, quindi dal 1473 ad oggi questa tradizione non si è mai persa. Poi, siccome questa spina era molto venerata dai fedeli, nel 1600 si decise di fare una seconda estensione. È stata decisa di farla la penultima domenica di agosto, e quella settimana lì si tiene qui un palio, il palio della Santa Spina, dove appunto i tre rioni di Montone, Porta del Borgo, Porta del Monte e Porta del Verziere, si sfidano per la conquista del palio. Vogliamo chiudere con un invito? Sì, voglio invitarvi a venire a Montone. Abbiamo tante altre manifestazioni, voglio accennare l'Umbria Film Festival, un festival internazionale arrivato alla 25esima edizione, poi anche la Festa del Bosco, volevo accennare con un'altra manifestazione organizzata dal Comune che valorizza i prodotti del bosco e del sottobosco. Poi abbiamo altre associazioni come la Filarmonica Braccio Forte Braccio, perché anche nell'Ottocento Montone aveva una sua storia. Abbiamo dato i natali a Giuseppe Polidori, che era un garibaldino. Quindi sindaco, tanti motivi per venire a visitare Montone. Sì, qui potete vivere appunto la cultura, la storia, l'architettura e il paesaggio. Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso andiamo ad incontrare il parroco di Montone. E con Don Pietro Bartolini andiamo a presentare la comunità cristiana di Montone, e qui la presenza religiosa è una presenza antica. Molto antica, solo che il tessuto umano è molto sfilacciato. Qui in paese sono rimasti gli anziani, i giovani lavorano altrove. È molto difficile organizzare soprattutto l'attività giovanile, nonostante che ci sono tante iniziative per conto del Comune, della Proloco, della Filarmonica, eccetera. Questa chiesa si chiamava Santa Maria Assunta, era una chiesa senz'altro diversa da come è ora, è stata ampliata, è stata alzata, è stata rinnovata anche stilisticamente alla fine del 1600, all'inizio del 1700. Abbiamo ancora una presenza però del 1300. Eh sì, c'è un quadro del 1200-1300 di Scuola Senese. È un piccolo quadro che riproduce l'effigie della Madonna ed è stato posto qui sopra uno degli altari. Il patrone di Montone era San Giovanni Battista, perché la prima comunità cristiana, noi oggi diciamo parrocchia, era fuori le mura, siamo 900.000. E poi successivamente, ecco, alla fine del 1600, ormai il castello non era più un castello, ma era diventato un villaggio, un paese, e quindi il centro parrocchiale è diventata questa chiesa. San Gregorio Magno lo abbiamo nella pala d'altare. Nella pala d'altare ci sono tutti e due protettori, San Gregorio Magno e San Giovanni Battista. Importante a Montone è la Sacra Spina di Montone, sì,
che l'abbiamo lì sull'altare. Sì, sì, sì. La Sacra Spina che ha dei vuoti storici, però è plausibile che sia veramente autentica. E qui c'è grande festa. Sì, perché il figlio di braccio, Carlo, riportandola da Venezia, l'aveva avuta in dono perché aveva sconfitto gli infedeli turchi, la riportò in dono qui e la promessa di fare la festa il lunedì dell'Angelo, il lunedì di Pasqua. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle altre curiosità di Montone in provincia di Perugia. Nella splendida cornice del chiostro di San Francesco con Filippo Floridi andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità di Montone. Lei è un giovane ristoratore e quindi iniziamo questo itinerario perché qui abbiamo tante cose da presentare. Sì, benvenuti nel nostro borgo. E iniziamo presentando proprio gli affettati del nostro territorio, in cui il maiale ne fa da padrona, vengono ricavati tutti da lì, dal capocollo al prosciutto fino al mazzafegato, che è un presidio slow food. Il mazzafegato è simile alla salsiccia, solo con l'aggiunta di una percentuale variabile di fegato di maiale, per l'appunto, e spezie. Può essere sia cotto che stagionato. Noi li abbiniamo con la nostra torta al testo, una torta che viene cotta sul panaro, così chiamato. Ingredienti semplicissimi: acqua, farina, tanta manodopera da parte delle signore che ci hanno tramandato questa tradizione. Poi abbiamo anche i formaggi. I formaggi noi abbiamo principalmente pecorino e caciotta, e dei pecorini si possono trovare sia semi stagionati che freschi. Stessa cosa per la caciotta, magari al tartufo, al rosmarino o ad altre spezie che troviamo qui anche sul nostro territorio, diciamo. E qui abbiamo una pizza particolare. Sì, noi la chiamiamo la torta di Pasqua, una torta al formaggio che non manca mai, per l'appunto, come lo dice il nome, nel periodo pasquale. La mattina di Pasqua è nostra usanza fare colazione appunto con la torta di Pasqua, le uova sode benedette, il capocollo. Proseguendo questa carrellata di piatti tipici nostri e preparazioni fatte dai nostri ristoranti, proponiamo la coradella d'agnello e le cotiche con i fagioli. Queste due preparazioni le potete trovare anche durante la festa della Santa Spina che noi facciamo nel nostro borgo, nelle taverne rionali. E poi abbiamo i primi piatti. Come primi piatti la nostra tradizione ci porta a dei primi piatti basati su pasta all'uovo. Proponiamo sempre le tagliatelle al sugo d'oca. È un piatto molto delicato con una tendenza dolce che sfuma in una persistenza adeguata per un primo piatto, ecco. Vedo anche dei cappelletti di un certo livello. I cappelletti sono rigorosamente fatti a mano ed ogni ristorante, ogni cuoca ha il suo segreto. Poi gli gnocchetti a terra di tartufi qui, quindi... Terra di tartufi e funghi. In base alla stagionalità possiamo trovare diverse tipologie di tartufo nella nostra vallata, dal bianco al nero al bianchetto. Noi li proponiamo anche in abbinamento con i funghi, facendo funghi e tartufo, ma il tartufo è un prodotto che può andare tranquillamente anche su una bruschetta semplice oppure su delle uova strapazzate o a occhio di bue, non sfigura mai. E poi abbiamo un secondo anche sempre collegato al territorio. Sì, appunto, come dicevo, il secondo per eccellenza la domenica è l'arrosto. Io ho proposto l'arrosto d'oca, ma anche il pollo o il cosciotto d'agnello va bene lo stesso, fa parte appunto della nostra tradizione. La domenica senza l'arrosto non esiste. E poi chiudiamo con il dolce. Noi qui proponiamo un dolce al cucchiaio che è la zuppa inglese. La nostra ricetta va fatta rigorosamente con il torcolo secco, quindi è un dolce di riciclo in cui non si butta via niente. Poi abbiamo tante aziende agricole e qui abbiamo i prodotti di queste aziende agricole. Sì, le aziende agricole che noi abbiamo sul territorio sono per lo più a conduzione familiare o comunque sia piccole, non esistono grandi aziende. Questo per noi è un grosso vantaggio perché ci dà dei prodotti di altissima qualità che possono andare dai sottoli, sottaceti, alle marmellate, alle confetture. Vedo anche la pasta.
della pasta, in questo caso pasta di grano, che ovviamente, ripeto, viene riproposta anche con la passata di pomodoro. Ho visto tanti oliveti qui intorno. Sì, noi è da poco che è stata riportata alla luce una nostra varietà proprio tipica montonese, la gentilina di Montone, che dà un olio extravergine di oliva, per l'appunto gentilino, un olio abbastanza dolce, però dalle limitate quantità. E poi chiudiamo con il vino e il vinsanto. Nel nostro comune è presente anche una cantina giovane che da qualche anno ci propone dei vini bianco, rosso e rosato. Vitigni internazionali sono stati impiantati nella nostra zona, in questo caso abbiamo un Syrah e un Traminer, che danno un bianco e un rosso, ecco, diciamo. Più storico, più tradizionale è il nostro vinsanto. Viene fatto con uve Malvasia e Trebbiano. Ma che cos'è Montone per lei? È vita, lavoro, tutto. Grazie e Grazie noi a voi. adesso continuiamo il nostro itinerario, siamo già qui, andiamo a visitare il Museo San Francesco. E con Elisa Minchielli di Sistema Museo andiamo a presentare una delle eccellenze di Montone, il complesso museale di San Francesco. E io direi di iniziare da questa, che è una delle sale più rappresentative. Sì, ci troviamo in Pinacoteca e siamo appunto all'interno del Museo di San Francesco. Museo che comprende una pinacoteca e poi, come vedremo, anche una bellissima chiesa. In questa pinacoteca c'è molto da vedere, ci sono tante opere d'arte, i visitatori sono proprio attratti da tutto quello che contiene. Racconta la storia di Montone, racconta la sua storia, i suoi personaggi, i suoi santi, quindi abbiamo i santi protettori appunto del paese, abbiamo questa bellissima Madonna della Misericordia, chiamata Madonna del Gonfalone dai montonesi, che è un po' il simbolo di Montone, colei che protegge i montonesi e li protegge da tante, diciamo, sventure, tra cui la peste, che in questo periodo, diciamo, anche una piccola protezione per noi non guasta, diciamo. Poi ci sono tantissime altre opere, ci sono delle annunciazioni, ci sono opere appunto che ritraggono santi, beati e c'è il gruppo di deposizione lignea. Noi abbiamo questo strabiliante pezzo che proviene dalla chiesa di San Gregorio, uno dei santi appunto protettori di Montone, e da questa chiesa proviene questo gruppo di deposizione. Siamo nel 1200 ed è particolare la sua storia, perché poi questo gruppo nel 1500 venne trasformato in una crocifissione, quindi ha tutta una storia molto interessante che è appunto legata naturalmente alla figura di Cristo, e poi con il restauro degli anni 70, con la scoperta di un nuovo personaggio, il gruppo di crocifissione ritorna al gruppo di deposizione. Quindi quello che vediamo oggi è un gruppo di deposizione originario della metà del 1200, 1260-70, tutti i pezzi originari davanti ai nostri occhi, quindi è un pezzo unico veramente. Poi abbiamo una sezione che ci riporta a una delle famiglie più importanti di Montone. Naturalmente non possiamo parlare di Montone se non legarci a Braccio Fortebraccio. La famiglia, diciamo, Fortebraccio è stata un po' la fortuna di Montone, quindi anche le opere qui commissionate e soprattutto nella chiesa sono legate a questa famiglia e a questa figura, Braccio Fortebraccio, che era il capitano di Ventura, che nasce a Montone, si firma Braccio da Montone, quindi comunque è montonese, e è stata un po' la fortuna, quindi lui aveva casa qua, legata a Rocca d'Arias, che è una struttura che si trova a pochi chilometri da Montone, e chiama appunto Antonio Alberti da Ferrara, figlio poi di Braccio, Carlo Fortebraccio, chiama il caporale ad arricchire la chiesa di San Francesco. Non solo la chiesa, anche la Rocca di Braccio, che purtroppo oggi è distrutta, ma che si può intravedere nella Madonna della Misericordia. L'unica immagine della Rocca di Braccio che è rappresentata, si trova appunto nell'opera della Madonna della Misericordia, è stata commissionata da Braccio, e noi sappiamo che erano architetti e artisti molto importanti, i più importanti dell'Umbria. La chiesa di San Francesco, e lì abbiamo tanti affreschi di varie epoche. Sì, allora la chiesa di San Francesco è stata la chiesa della famiglia Fortebracci. Naturalmente nasce molto prima, nasce nel 1300, è la prima chiesa francescana all'interno delle mura di Montone, quindi una chiesa molto importante, una chiesa francescana, quindi molto semplice nelle linee, con un'unica navata, un'abside poligonale, una copertura a capriate, come la chiesa madre di Assisi appunto, una ricca decorazione negli affreschi che si sovrappongono, quindi i primi lacerti di affreschi sono della metà del 1300,
1300, subito dopo l'edificazione della chiesa, e poi con il cambio dei committenti, anche il cambio dei santi che dovevano proteggere appunto gli abitanti, gli affreschi si sovrappongono. Poi arriva la famiglia Fortebracci che fa sua la chiesa, quindi la chiesa diventa della famiglia Fortebracci e quindi vengono anche edificate nuove edicole e nuovi altari, e quindi la chiesa si arricchisce dal punto di vista proprio artistico in maniera molto elevata. C'è anche un portone molto bello. C'è anche un portone molto bello che è del Bencivenni, e anche il portone del 1500. Ci sono i simboli del stemma francescano e lo stemma di Montone, quindi comunque rappresenta un po' simbolicamente, no, la porta di accesso alla chiesa, ma anche a Montone stessa. Tra l'altro nella chiesa abbiamo anche nuove tecnologie proprio per la visione del museo. Sì, diciamo che la chiesa, come dicevo prima, è molto semplice, quindi per dare una sorta di arricchimento abbiamo voluto non stravolgerla, pur arricchendola di contenuti, quindi abbiamo idealizzato una visita multimediale più che virtuale all'interno della chiesa che mette in evidenza vari aspetti, vari affreschi, racconta la storia di Montone, quindi il visitatore entrando nel museo, nella chiesa, ha tutta la storia di Montone davanti. Ecco, qui abbiamo anche poi una sezione dedicata all'archeologia. Allora sì, abbiamo non solo un Medioevo, abbiamo anche una sezione che va indietro nel tempo, nel periodo romano, a Santa Maria di Sette, che si trova non distante da Montone, che è appunto comune di Montone. È stata rinvenuta una villa rustica, naturalmente legata al territorio e quindi al Tevere, e quindi abbiamo una piccola sezione archeologica con alcuni reperti che appunto provengono da questa villa romana. Grazie, e adesso raggiungiamo il monastero di Sant'Agnese per scoprire altre belle curiosità di Montone. Con Sor Maria Damiana Ardesi andiamo a presentare il monastero di Sant'Agnese, una presenza antica qui a Montone. Sì, infatti il monastero esiste dalla fine del 1400 e inizialmente si trattava di una comunità di suore francescane del terzo ordine regolare, ma nel 1955 la comunità assunse la regola di Urbano IV dell'ordine delle Clarisse Urbaniste, apposta viene il nome da Papa Urbano, e quindi presero la clausura e lasciarono anche quelle attività che in paese erano molto importanti e significative allora, come la scuola materna e un laboratorio di lavoro, di maglieria per le ragazze, e poi era anche di educazione. Molte delle nostre nonne sono cresciute in monastero con le nostre sorelle che le aiutavano a imparare un lavoro, un mestiere, a diventare donne. Siamo molto centrali, siamo fisicamente annesse alla chiesa parrocchiale, per cui anche la nostra partecipazione alla liturgia è quella con la parrocchia. E questo da una parte è un po' scomodo per la comunità monastica, magari cambia gli orari, ma ci fa sentire ancora più vicini alla gente, che ci vede presenti ai funerali, alle comunioni dei bambini, e questo vedo che crea legame con la nostra gente. Abbiamo due parlatori, sono gli ambienti immediatamente vicini all'ingresso del monastero, dove noi incontriamo le persone che vengono a trovarci. Qualcuno viene per parlare, per essere un po' ascoltato, per chiedere preghiere. Altri vengono anche ospiti in foresteria. Abbiamo una piccola foresteria che è un ambiente accogliente ed è un servizio bello. Accogliamo famiglie, gruppetti che vengono per la preghiera, e poi c'è un momento di condivisione, e questo fa incontrare le varie vocazioni ed è sempre arricchente per entrambi. Lo sperimentiamo tanto ed è una grazia. Dalla fine del Settecento
La Sacra Spina di Montone è stata consegnata alla comunità delle suore perché i frati francescani dovettero lasciare Montone, per cui la città, che ha la proprietà della Sacra Spina, noi siamo le custodi, chiese alla nostra comunità allora di accogliere in casa, di custodire questa reliquia della Sacra Spina, verosimilmente di una spina della corona o del casco che Gesù portò nel momento della sua passione. E voi la consegnate il giorno prima della festa al parroco. Il giorno stesso, ogni lunedì dell'Angelo, il giorno dopo Pasqua, c'è la festa liturgica della Sacra Spina, per cui viene il vescovo, c'è la gente del paese che si veste con i costumi, c'è un corteo. Noi consegniamo la Sacra Spina al parroco che la espone in chiesa per tutta la giornata. Viene appunto anche il vescovo, c'è una celebrazione eucaristica e anche la penultima domenica di agosto, che è la festa folcloristica, anche lì viene consegnata perché il parroco dà una benedizione e viene anche esposta per un certo tempo in chiesa. In altri tempi non viene mai mostrata. Voi siete in 5. Attualmente sì, in comunità siamo in 5, comunità eterogenea da 86 a 39 anni. Vogliamo chiudere con un invito ai nostri telespettatori per far conoscere Montone. Non mi è difficile perché chi viene e lo scopre e ci torna, vuol dire che si è trovato bene. Sicuramente è un luogo di pace, è un bel borgo tenuto molto bene e anche solo passeggiare per le vie mi dicono, perché io vivo in clausura, era pacificante ed è anche bello e la bellezza ci fa bene a tutti, quindi venite a Montone e tutti ne siamo contenti. Grazie a Sor Maria Damiana, quindi Montone vi aspetta con tutte le sue bellezze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Montone in provincia di Perugia. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.